Italia, oggi, aspetta, mi messo da dentro, portiamo a vedere una cosa. Oh, per non sbagliarmi mi sono messo davanti all'entrata so safari di Verona. Si può fare col camper. Ma poi scusa, un messaggio ai posteri, ai Giacomini del futuro, cioè che cosa abbiamo fatto di male? Se un posto apre alle 9:30, un posto dove tra l'altro c'è fila, cioè gli apostoli insegnano, porca troia, che male c'è a metterti col camper davanti all'entrata? Ti organizzi prima in modo che se tu sei pronto prima dell'apertura è come se fossi arrivato, cioè non so se mi spiego. Cioè noi adesso siamo vestiti, tutti pronti e ciao. Ragazzo, una piccola informazione tecnica, siccome ci ha messo parecchio in difficoltà, nel senso che avevamo paura, che non sapevamo come fare. Noi abbiamo comprato il biglietto online, ok? E tu dici: no, l'hai comprata, che cazzo faccio, dove vado? Ok, sei un po' tra virgolette in panico. Allora vabbè, entri per il safari, ok? E in fondo poi trovi le casse, glielo esibisci e è morta là. Tu vai a lavare bene il vetro, se no io no dare 5 euro. Tu lava bene? Guarda qua, sto Zoo Safari, ci sono anche quelli che ti lavano il vetro all'ingresso. Ma c'è scritto no animali a bordo. E bisogna nascondere questo cane pericoloso. Bisogna appiattirlo con l'appiattamento. Ma come i Balcani insegnano, o meglio, e dogane di tutti i Balcani, cioè loro ti aprono qualsiasi cosa, ti sentono i doppio fondi nel camper, dentro i pneumatici, il disastro, ma nessuno controlla in bagno. Cioè in bagno te puoi avere 5 immigrati in piedi tranquilli, sentati chi sa bere il tè. In piedi sentati. Vedi? Simpatie signore, rotta cana mezza baluffa, che miseria. Ovviamente adesso ci siamo appena fermati un attimo per vedere gli animali e fare le foto, una cosa che non capisco, vedi la gente tutti che hanno pressa, cioè ma in questi casi, in questi contesti, quindi uno zoo safari, no, imparala perché è importante per la tua vita. Ma ci mandano via le bestie. Sì, tu hai fretta di terminare il divertimento. Cioè, non ha senso, Dio caro. E dopo magari te sta 3 ore in coda al McDonald's. Dai, Italia, svegliate fuori, addio. Sì, Amy, sì, un grande cavallo, guarda che misteri. Controlla tutto lei. Ecco, ragazzi, ringraziamo il CP che ci ha trovato le scimmie. Il scimmiotto, grazie Amy, non le avevo viste, amore. Sentila. Sì, grazie Amy, sì, è là che frignavo. Hai visto la scimmia? Questi, guarda gli gnu che si leccano il culo, guarda come... Maialone che si lecca. Poi c'è questo Bambi di non so cosa. Occhio, i corni, occhio, che dopo non so se si può fare la constatazione amichevole. Cioè, pensa che bello, vado all'assicurazione, fai, cos'è successo? Un ognu mi ha infilato la carrozzeria! Un ognu mi ha infilato il corno! Diglielo anche al carrozziere. Ho capito già come la gazzella, che qua si stavano incornando perché... Ah sì, eccola lì la gazzella. Perché finché si leccano il culino io sto tranquillo. Ma dopo quando si incornano davanti al mio camper, io ero un po'... Guarda che cornazzi, guarda che misteri, adesso sanca da passare. Questo qua continua a spingere avanti a testate quello davanti. Quella sì, però vedi, avevo visto su YouTube vari esperimenti, no, sull'influenzabilità degli esseri umani sugli altri esseri umani, no? Praticamente c'era su un'aula scolastica, questo professore interrogava gli alunni e questi qua attori, 5-6 attori, davano un risultato sbagliato e c'è il sesto, vero? Anche lui si è sentito di dare il risultato sbagliato per copiare gli altri. Questo per dire che io ho rallentato a merda, adesso vedi le macchine tutte che stanno rallentando e si stanno godendo anche loro gli safari, gli animali, perché prima tutti in pedai, tutti a pressa andare avanti. L'unico che è rimasto con la pressa è quel camper lì e basta. Aspetta, questo è lo gnu. Quindi quelli di prima non erano gnu, erano qualcos'altro. Perché lo gnu ha le corna più piccole. Questo è lo gnu. Ti pare che lo gnu ha le corna lunghe 2 metri? Non lo so, magari era un gnu formato XXXL. Tutto bellissimo, destra qua, vero? Sì. Oh my god, ho dovuto andare allo zoo per vedere un cazzo di cinghiale. Cioè, ci rendiamo conto? Dai, il mio primo cinghiale dal vivo. Italia, gli storici del canale sanno di questa mia ossessione per il cinghiale. Oh, ci voleva orecchie stranissime. Fa le cose, Amy. Un'emozione così che prende fuoco e dalle sue ceneri nasce un pianto.
non era il cinghiale, era il porca puttana cocero là, Era cos'è? il potamocero. Che tristezza! Ma fai Dobbiamo arrampicarsi su, per figa il safari dobbiamo arrampicarsi su, porca miseria! Diciamo che con tutte le antilopi, gnu, caprette, eccetera che ci sono, se scappa un carnivoro fate tipo il grattavinci turista per sempre. Delle capre e delle pecore. Ci Leone, stiamo il mio gatto- avvicinando al mega Un attimo, gatto! posso dire una cosa? Dica bambino. Ora il cane vedrà il mio gatto in formato XXL, Esatto. cioè la tigre, perché io ho un gatto che si chiama tigre primo, è arancione secondo ed è a strisce. Ma quello che non capisco, ma Fanno veramente... le scosse sulla terra fin là. possono Dici? arrivare. No, perché scusa, iena maculata, io ho detto ma scusa come cacchio fa essere là la iena che è tutto aperto e porca puttana la iena è al suo posto, cioè peggio di noi esseri umani, Dio caro. Come nel presepe. Avrà il Green Pass per finire, c'è roba da matti. Emmy, guarda chi E c'è! anche là c'è... Fai video. Emmy, guarda il gatto! Sdraiata morta. poi. Guarda chi c'è Emmy, l'hai visto? Lì, hai visto? Guarda. Eh sì. È andata via, cioè è venuta e ci ha affrontato. Ma qua c'è quella morta, c'è quella... Guarda Emmy che super gatto che hai fuori di casa. Buongiorno, guarda come ti guardano. Hai visto Emmy? Anch'io che rompo i baroni. Hai visto Emmy? Sì, No, la non li iena. vede, non vede. Cioè, Io ti puntinerei il rubinetto qua, ma fidate che non è il caso, meglio che ti affai fuori all'acqua. No, mi dispiace per Emmy, ma il leone è lì in fondo, troppo lontano lei non E io ho vede. visto anche la leonessa! Oh, il gatto Emmy! Emmy il gatto! Guarda là il gatto! Guarda il gatto là! Guarda il gatto fuori, hai visto? È il gatto! Guarda che gatto! Mangiatelo te quello! Ok ragazzo, finito il safari, prosegui, c'è il percorso obbligatorio, ti ritroverai in un parcheggio. Ad oggi, cos'è? Aprile 2022, i camper pagano 5 euro. Non so per chi paga il pieno a macchina, però vabbè. Ma sì dai, facciamo una puntata unica. Oggi proveremo a recensire gli animali. Allora, il discorso è, se io fossi in natura, come mi comporterei con ogni animale e che emozioni proverei? Attento, è il fenicottero. Non me ne frega niente, invece mi farebbe paura la scossa lì, dove i bambini sono vicini, ma il fenicottero no, non mi fa paura, non mi fa né caldo né freddo, neanche voglia di farlo a piastra. Nota È all'organizzazione. quello per il ristorante. Fenicottero, a parte io, Synganus selvaticus, ossia l'Homo sapiens, mi soffermerei in natura, nello stato selvaggio, no? Nello stato brado, mi soffermerei a osservare questo tipo di palma. Bravo, esatto, e anche questa, e mi chiederei, chissà se quella roba si mangia. Ippopotamo, non mi fa particolarmente paura, ma ci starei distante una ventina di metri minimo. Questo qua, nonostante le corna, non mi fa paura. Lo scimpanzé, uno dei nostri parenti più stretti, con i quali condividiamo il 98% del DNA, non mi incute timore. Alessia e Giacomo, secondo i loro studi scientifici, hanno detto guarda, quello dorme come te, ha i stessi peli come te, altro che il 98% di DNA, siamo sul 99%. Il leone, già a una distanza di 200 metri, mi cago addosso. Quando il suo sguardo incrocia il mio, esatto, è quello lì, io sono indeciso se scappare o star fermo. È una situazione naturale parecchio anche comoda, insomma, perché lei è un bar ogni 10 metri. Faccio se guarda, tac, ciao la banana. Il suricato stuzzica sufficientemente il mio interesse e non mi fa paura. Il pitecco non mi fa paura. Ciao, ciao. Salve, ciao. La Bertuccia suscita il mio interesse visivo, ma non incute timore. Il tartarugo terrestre. Interessante, però non so, così appena vista mi viene a stargli un po' distante, non so perché. Eppure è ferma. Si tatunga, siccome sta natura fa un po' la furba. Mi mette 50.000 gazzelle e che cambia i nomi. Non dare quadrati neri agli animali. Non dare... Perché non può fare il solito poemico, eccetera. pesci! Sì, i pesci, guarda che pescioni giganti. Porca! Ma l'emure si appassa meglio di me, ai misteri. Eccoli là, i lemuri. I lemuri invece mi danno quella sensazione di batteria, sarà il ricordo del Madagascar. Guarda, c'è... Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora? Quella lì Ulfo, in forma animale, vedi tu? Ulfo era un lemure, proprio grosso. Muovi! Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora? Muovi! Sì, di che non te immagini l'Ulfo in modalità lemure. I carponi qua che non mi ispirano il sushi, no.
Pappagallo, un po' così, senza essere rassisti, tutto marron. Il casuario. Mi dicono che c'è per paura, dovrebbe essere un volatile preistorico e la cresta Che che non ha sa in volare. testa è un osso. Poi c'ho questa papera strana con la testa strana, la quale non mi mette voglia di anatra all'arancio. Sì, qui c'è il cigno nero come la marmita della Zanelli, una gru, un'altra gru, una nera, a tartaruga. Oh, finalmente, perché da reduce di Madagascar vedo sempre i mi piace se ti muovi. Tu, il fosso, che aveva paura? Eh sì, lo so, è per quello. Ma grande il fossa, guarda che roba, è tipo un panterone. Va bene, una pantegana. Un pappagallo nero, di colore. Ed è una registrazione del richiamo dell'emure gigante, il quale dicono hanno provato tante volte a tenerlo in uno zoo e morirà di continuo, e quindi ha detto va bene dai basta, dei signori analfabeti. Il cammello suscita molto il mio interesse, ma contemporaneamente non mi mette, sì, lei suscita l'interesse a quello che scaga, ma non mi mette voglia di cavalcarlo. Sta che è anche alto, vai che sei alto. Vedi, il cammello è un animale che sta tranquillamente in tal Veneto, in quanto ha uno sbalzo termico di 80 gradi, ossia da meno 30 a più 50. Una specie di anara, la chiamano gru asiatica. Panda rosso là. Un panda rosso che dorme Là, sonnacchioso. dietro i rami. Sì, Dietro i accende rami. tantissimo il mio interesse, non mi incuote timore e non mi viene da mangiarlo. Come ci suggeriscono dalla regia, che in Cina, vedi, hanno tutto mignon, oltre che il pipino, anche gli animali. Questo cervo qua praticamente è alto come il CP, dei cavalli mussi strani, non accendono particolarmente il mio interesse, non mi viene voglia di mangiarli, ma mi viene tantissima voglia di cavalcarli, sì, perché saranno alti 2 metri neanche. Cavallo di Sprosvalski, tipo il furgone di Olfo, che è lo Svranzran, 6,20 metri. La tigre dormente. Due ce ne sono. Queste quali mi ispirano molta defecazione. Quella là e quella là. Il leopardo delle nevi, il predatore dell'Alto Himalaya. Io non vado nell'Himalaya e so a posto. Questo è il parun cocal, invece no, è una specie di rapace. La mega aquila, chiamasi gippettina, no, non mi incute timore, non mi viene a mangiarla e neanche a cavalcarla. Oh, wow, super carponi del tunnel carpale. Sì, si dice che sì, stanno facendo i rapaci alla griglia, sì, Guarda mammi. L'avvoltoio e il beckin della foresta. Un cadavere con mosche e tanti avvoltoi, ma per tutti i compagni, qui indiani, reali, qua e là, tutti Mr. Barnes con penne. Questo è un chiro, un regalo che avevo fatto a mia mamma quando ero piccolo, dicesi anche il cane della prateria. C'è il cane della prateria. Due, Un tartarugaio 3, pazzesco, 4. stuzzica la mia curiosità. Ma queste secondo me sono quelle che compri che tieni a casa nella vaschetta. Sì, c'è scritto al cartello, difatti. Dopo le abbandonano in Esatto, giro. esatto. All'Anner ha detto cagatemi. Un scimmiotto, eccola. Questi scimmiotti degli ossi morti. Cos'è sta schifezza? Diplocaulus. Diplocossauro. Cos'è un Sembra Pokémon? una freccia e Eh. sa nuotare ben veloce, Ah, Ed aspetta. era una rana preistorica. sembra tipo una salamandra, no? Sì, una rana preistorica. Qua quel discorso che è a moda dei dinosauri, no? Capito? I bambini moderni, tutti i dinosauri, hanno messo anche statuine. Cos'è? Un panteganosauro? No, era uno Oh. stretto parente dell'anchilosauro. Poi si è trasformato nell'anchilosauro, Ah. sviluppando una coda lunga con un martello Giacomo molto duro Angelo. di osso. Ah. E poi ha sviluppato anche una corazza tutta spinosa di cartilagine, rivestita di cartilagine ma tutto d'osso. Ho capito. Gullisusaurus. Ah, sto polastro. Gullisusaurus. Ah, E quello a sinistra? Gallimimus. ah, Lui mangiava le sue stesse uova. ah. Cioè rubava le uova agli altri. Vabbè, diciamo che anche se si tratta di modellini, diciamo, io qui sì, non avrei voglia di mangiarli, non avrei voglia di cavalcarli e sì, sarebbero di interesse ovviamente, proverei quel senso di tachicardia. No, sto facendo la recensione degli animali. Alla faccia hanno riempito un metà parco di modellini, però fatti bene dai. Ah, guarda che c'è anche Godzilla! Sì!
Giacomo, ma sono enormi. Cosa? Al buco del culo. Ah sì, è vero, anche questi, guarda che buchi enormi. Mentre quello, vedi questo dinosauro qua, è il dinosauro genovese, vedi le braccine come sono corte? 50.000 modellini ultra giganteschi, bellissimo comunque il parco. Una tartaruga squartata, devono essere passati China. Sfattiamo il mito che mangiano solo pizza, queste mangiano erba. Belle le rane mimetiche, ragazzi, attenti. Allora aspetta, lo so, ma un conto è vedere la realtà, un conto ritrovarle in macchinetta, è molto difficile. Allora ti metto un sasso al centro e quella là attaccata a destra del sasso. La rana mimetica. È un cibo tipico veneto, ma ciò nonostante non mi mette tanto appetito. Se non altro la tartaruga è leggermente videogenica perché sino a sta ferma però si muove piano. Ah sì, queste sono le tartarughe addomesticate che ti vengono incontro e ti fanno le feste. Un fiore rosa ma non di pesco e neanche a De Francesco, l'appartiene al zoo. Quaretto, pensa che piove o con nevega, altro che moment e nevalgino. Bravi, però un armadillo che sogna come il cipino. O morendo i riflessi, che peccato. Arararara. Un ara, delle specie di gatti, istinto quello di mandarlo in CP. Questo tizio strano ha avuti di Azara, un scimmiotto bianco e nero che mi ispira dispetti. Un polastro come l'Ibis, questo è l'Ibis. Questo è un oco maggiore con la H però davanti. Guarda là, è andato a rifarsi il becco. Pappagallo. C'è. Sì, è aralala. Pesci. Poi qua c'è un orso, il quale mi ispira tanto scappamento, nel senso di scappare. Una bisara nera qua sconta. Oddio, il famoso drago di Komodo, il quale non sarebbe propriamente un animale velenoso, ma un animale particolarmente aggressivo, il quale ha di denti particolarmente spazio, ossia ricchi di batteri, e un suo morso arricchito con la carica batterica che si porta dietro può provocare danni importanti. C'è un roscone da chilo lì nascosto, guarda che roba, bellissimo. Ci sono delle farfalle vere, anche pesce, giganti, è bellissimo tutto ciò. Via. Sì, ma sono tutti morti qua. E guarda. Sì, tutti cadaveri. Ah, io pensavo fossero vivi. No, tutti morti. Oddio, no, questo è vivo. E allora aspetta, la tarantola è morta, è anche rotta, vedi che è tutta rotta. Il coccodrillo dal gran sushi. Questa è la farfalla qua vicino a noi. Una farfalla giganteschissima. Sono quelle azzurre che con le ali chiuse diventano marroncine, ma sono quelle azzurre. Dei tartarugoni un po' buttati là. No, tartarughe dappertutto. Un ragno col pelo, chiamasi tarantola. Aspetta perché Giacomo ci dice che c'è dell'interessantissima, esatto, cacca delle tartarughe giganti. Pesci, bissi e tartarughe di tutti i tipi. Dov'è l'anaconda? Ah, eccola là, guarda! Ce ne sono due! Un mega bisso! Anche dalla schiena di una. Che storie! Cosa la lontra gigante? Ah, ma sembrano piranha, vedi che c'è anche il cartello di non mettergli le... No, là è Pacu. Wow, le lontre giganti che sono delle specie di nutrie, solo che la parola lontra fa più figo. L'insetto foglia. Non è una foglia e non è un insetto. Questa è un'alpaca che è l'imitazione del lama. I cunici, i quali cambiano di continuo in quanto hanno il retilario a fianco. Cavia o porcellino d'India. Le pecore che sono sempre molto socievoli, la Molly insegna. Che bue, ciao! Capretta, dategli una limonata a Giacomino, dai, è il bo'. Andiamo là? È buono. Ciao capro, occhio offro un po', è che non è lì il punto giusto. E dopo lo vedi boom per terra, tipo gli squali quando gli tocchi la punta del muso. I maiali la pancia di lato. Un crisocione, sembra un incrocio esatto tra una volpe, una iena e un lupo. Ma che mistero. Ed ora il lupo, lo hai sentito quella volta che abbiamo dormito in mezzo ai lupi con i camper nella foresta del Cansiglio, ed ora te lo vedi seppur in gabbia. Amy, un gatto enorme, la lince. Oh, non ci credo, è il gatto selvatico, vedi, guarda, il gatto europeo. Aggressivetto. Guarda qua davanti. Leonardo ti ha visto, amore! Guarda che ti ha visto. C'è una
Barbagianni. Guarda. Sì, il bisonte che caga. Oh, bellissimo. No, caga. Sta cagando. Bisonte che Guarda caga. com'è lungo il culo. No, ha cagato. Pezzo di merda. Due all'occhi, uno e due. Guarda, gli ha messo anche a gabbia di Riccardo Baratella, guarda che misteri. Ho visto il lupo. Ma proprio il colore dei sassi che l'altro si è messo sul colore Giacomo. Non si può alzare quel lupo. Ecco, guarda che ha alzato il muso. Preso. L'arena di Babbo Natale con le corna pelose. A me tira star qua a guardare le corna pelose. Devo dire però che i lupi non mi hanno messo timore, forse perché non sono riuscito a immedesimarmi in un contesto naturale, eravamo comunque all'interno di uno zoo e pertanto il lupo salta dalla parte del cane. Che robe! Cioè il bisonte europeo, ma è enorme. Hai visto Quindi- anche le torte? Sì, pensa ragazzo che questo parco è stato fondato nel... Bravo. Oh, scusate per la fine, ma soccotto, non dovrei spararmi un caffè e andare a dormire. Ciao notte. No dai, scherzi a parte, spero che il video ti sia piaciuto. Se non ti è piaciuto te hai seri problemi, perché insomma vuol dire il posto è stato fantastico. E sì, abbastanza impegnativo, nel senso che arrivi abbastanza distrutto la sera. Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno